Prima contro seconda, fuga o sorpasso, a vincere sarà comunque lo spettacolo. Appassionati di futsal, amici di Odeon, questo è il Pala Tarquini, questa è Olympus Ciampino, una sfida che profuma di Serie A. Buonasera ad Antonio Iozzo e Daniele Mennini. Benvenuti in diretta per questo recupero della sesta giornata del girone B di Serie 2. Daniele, pronto per i fuochi d'artificio? Sono prontissimo, sono seduto, ma mi vorrei alzare se permetti. Pubblicità e poi torniamo con le formazioni. Talentability è la nuova applicazione dedicata ai talenti del mondo del calcio, pensata per gli osservatori sportivi e per tutti gli addetti del settore. Con pochi click avrai a disposizione un database ricco di informazioni per la tua attività di scouting. Osserva, digita, salva e condividi i profili dei futuri campioni. Inserisci informazioni su giocatori, match visionati e sistemi di gioco. Un nuovo modo di lavorare tramite una piattaforma smart e funzionale che ti consentirà di creare relazioni individuali e di squadra. Scopri i campioni di domani con Talentability. Il Covid ti ha tolto la possibilità di sentirti libero, ti ha creato ansie e paure che non avevi mai avuto. Ora basta, non farti togliere anche l'autonomia lavorativa. Noi cerchiamo personale, cerchiamo te. Possiamo avere insieme la possibilità di uscire da tutto questo e tornare a fare ciò che più ci piace. E possiamo farlo aiutando chi sta peggio di noi. Ti aspettiamo. Per informazioni e contatti www.raves.com o consulta la nostra pagina Facebook Raves SRL. La SEM, Mastri Costruttori dal 1996, propone in vendita in via Casale di Ferrante a Roma, a 300 metri dal GRA e 500 metri dalla metro a Nagnina, una nuova costruzione dal design moderno ed elegante, con finiture di pregio e spazi a misura d'uomo, dotata di certificazione energetica doppia classe A e certificazione antisismica. Per informazioni chiama il 351 95 30 620 o visita il sito edilsem.com. Formazione è sinonimo di vittoria. Aggiornamento è sinonimo di evoluzione. Noi possiamo aiutarti ad essere vincente nella tua attività e nel rapporto con i tuoi clienti e dipendenti. Noi possiamo aiutarti a non rimanere indietro. Che tu lo voglia o no, il mondo si evolve con una velocità che supera ogni aspettativa. Decidi tu cosa vuoi fare. Noi siamo a tua disposizione. Per informazioni e contatti www.gymnasiumtorveregatasrl.com. Ben ritrovati dal Pala Tarquini, si avvicina il fischio d'inizio di Ciampino Olympus, andiamo subito a scoprire i quintetti di partenza. Partiamo dai padroni di casa del Ciampino. Tomaino tra i pali, in mezzo al campo Pina, Lele, Lopez e dall'Onder. A disposizione di Fabrizio Reali ci sono anche Felici, Terlizzi, Giorgi, Spreafico, Zonta, Paz e Becchi. Risponde l'Olympus che schiera tra i pali Lion, in mezzo al campo Alessio Di Eugenio, Giorginio, Achilli e Dimas. A disposizione di Daniele Dorto ci sono anche Musso, Luca Pizzoli, Andrea Pizzoli, Federico Di Eugenio, Ghiotti, Lolo Suazzo e Ducci. A dirigere l'incontro Marco Moro di Latina e Ivano Pubblico di Roma 2, al cronometro Daniele Di Resta di Roma 2. Daniele, come commenti le scelte iniziali dei due allenatori?
Bah, allora, innanzitutto mi fa specie che stiamo commentando una partita di A2. Leggendo i due roster sembra veramente una partita di A1. Sono scelte, diciamo, che mi aspettavo, sono andati sul sicuro. Sicuramente l'Olympus Daniele Dorto ha un po' più di scelta, ma diciamo che i quintetti sono quelli che mi aspettavo. 22 punti il Ciampino, 20 l'Olympus, sono le prime due del girone, sono le uniche due formazioni imbattute di questo girone. È una partita decisiva oggi? Allora, secondo me oggi vale ancora 3 punti, magari fra 3 mesi magari avrebbe voluto di più. Secondo me oggi vale ancora 3 punti, ma è una partita di un'importanza da un punto di vista morale, più che da un punto di vista della classifica. Il Ciampino in caso di vittoria andrebbe a più 5 e potrebbe essere una brutta botta per l'Olympus. Discorso inverso, l'Olympus vincendo oggi fuori casa lo scontro diretto andrebbe a più 1, quindi insomma il morale cambierebbe decisamente tra meno 5 e più 1. Di fronte ai due migliori attacchi del girone, ti aspetti tanti gol oggi? Allora, ne stavo parlando prima a microfoni spenti. Mi aspetto una partita, finché secondo me non ci sarà il portiere del movimento, secondo me è una partita un po' più su meno gol. Mi aspetto un under 7 gol, mettiamola così. Fanno l'ingresso sul rettangolo di gioco i direttori di gara, li andiamo a ricordare: Marco Moro di Latina e Ivano Pubblico di Roma 2, al cronometro Daniele Di Resta della sezione di Roma 2. Ecco in campo anche le squadre, partiamo dall'Olympus. Si dispone sul rettangolo del Pala Tarquini la formazione di Daniele Dorto, seconda in classifica, mentre adesso entra sul campo anche il Ciampino Anni Nuovi di Fabrizio Reali, capolista del girone, 22 punti, 7 vittorie e un pareggio. Avvio sorprendente del Ciampino secondo te? Guarda, io ho avuto modo di parlare prima con il mister e si aspettavano di stare qui. Questo è un bel messaggio, un bel segnale. L'Olympus ha un'armata, è una corazzata, ma questo Ciampino per molti potrebbe sorprendere. Sinceramente per i più addetti ai lavori a me non sta sorprendendo. Olympus che invece ha vinto 6 partite, ne ha pareggiate 2 pareggi con Roma e Italpol, entrambi per 3-3, qualche passo falso di troppo forse per la squadra di Dorto. Bah sì, sai, i pareggi oggi sono delle piccole sconfitte, soprattutto quello interno con l'Italpol, dove sicuramente l'Olympus magari avrebbe meritato la vittoria per la quantità di occasioni che ha creato. C'è stato Basile che ha sfornato una prestazione veramente di livello, i pali non l'hanno aiutata, però insomma il campionato è ancora molto lungo. Questa partita è un bello spartiacque. Una grande partita. Ci attendiamo un grandissimo spettacolo qui al Pala Tarquini. Ricordiamo il recupero della sesta giornata del girone B di Serie 2 in palio la vetta, 2 punti di vantaggio per il Ciampino che oggi può andare in fuga. Più 5 come dicevamo prima potrebbe essere un buon numero. Sicuramente mancano ancora tante partite, però ragazzi oggi insomma sono bei 3 punti questi. La pensa ovviamente in maniera diversa l'Olympus, che in caso di successo scavalcherebbe i rivali e si prenderebbe il primo posto della graduatoria. Sì, beh, insomma, l'Olympus secondo me con la rosa che ha non può fare calcoli, deve scendere in campo tutte le partite per vincere, ma la cosa che mi ha sorpreso è stato anche il mister del Ciampino che mi ha detto: io non faccio calcoli, io devo per forza giocare per vincere tutte le partite. Da quali giocatori ti aspetti le giocate decisive in questo match? Non credo che abbiamo tutto questo tempo perché sono talmente tanti che farei fatica. Già questi 8 in mezzo al campo, anzi li metto anche i portieri, insomma non mi sorprenderebbe. Allora andiamo sul rettangolo di gioco, si avvicina il via di questo match, sarà l'Olympus a toccare il primo pallone della partita, sarà Giorginio a dare il via a questo big match, fischietto in bocca. Ci siamo quasi, danza Giorginio in mezzo al campo, il numero 9 è pronto a dare il via al match, si parte Giorginio all'indietro per Alessio Di Eugenio Achilli.
Di Eugenio, Dimas, il possesso della formazione ospite con Alessio Di Eugenio, profondità, Jorginho, la protezione del pallone, lo scarico all'indietro, rimessa laterale per i Blues dopo il tocco di Dall'Onder, sarà Achilli a gestire questo pallone. Pronto il numero 8 che va da Alessio Di Eugenio, lancio lungo, Jorginho si impegna, tiene in campo il pallone, poi la chiusura in fallo laterale, possesso ancora per i Blues che provano a partire forte. Dimas sul punto di battuta, scarico all'indietro, Alessio Di Eugenio in avanti, Jorginho, pallone toccato male, rimessa laterale per il Ciampino. Sì, abbiamo visto subito come il Ciampino non vuol far ragionare l'Olympus. Questo sarà il leitmotiv della squadra. Se fai giocare l'Olympus in 1 contro 1 ti può andare a mettere in difficoltà. Primo possesso per il Ciampino, cercata la profondità, chiuso dall'Onder, cerca di lottare Dario Lopez, chiuso anche lui, allora riparte l'Olympus, ritmi altissimi, Pina, poi Jorginho e subito una battaglia in mezzo al campo. Abbiamo visto subito, sono passati appena 39 secondi e abbiamo visto subito quanta voglia c'è di vincere. Qui è stato pericoloso subito il Ciampino e dall'Onder stava per arrivare a tu per tu con Lion. Eccolo dall'Onder che questa volta controlla male, allora Olympus che riparte da dietro con calma, Achille sulla destra, Alessio Di Eugenio imposta a lui, poi Dimas, capocannoniere dell'Olympus con 12 gol, ricordiamo il pokerissimo nel 7-0 contro la Nord-Ovest, una delle stelle dell'Olympus. Mamma mia, quante stelle, sembra veramente un cielo stellato a giugno. Jorginho cerca lo spunto, se ne va, il campo però è finito e allora rimessa dal fondo per il Ciampino. 1 minuto e 7 secondi sul cronometro del primo tempo, 0-0 al Pala Tarquini. Tomaino pronto a rimettere in gioco il pallone, lo fa adesso, grande anticipo di Alessio Di Eugenio che tiene a bada dall'Onder, poi trova Dimas, adesso Achilli, Dimas, profondità, Jorginho, spalla alla porta, attenzione al 9 che prova la giocata, Achilli, alto sopra la traversa, la prima occasione del match per l'Olympus. E abbiamo visto, tutto è nato dall'anticipo di De Eugenio che su dall'Onder deve giocare in anticipo, perché se dall'Onder la mette giù sono guai. Prova il Ciampino con Pina, poi Lopez, chiuso da Achilli, allora ancora Olympus, pericoloso pochi istanti fa, Alessio Di Eugenio, Jorginho, tocco di ritorno, Dimas allora, Alessio Di Eugenio, Jorginho, prova a pressare il Ciampino, tiene palla all'Olympus, il possesso dei Blues, da dietro con Jorginho, poi Lion coinvolto nell'azione, lancio lungo, l'errore dell'estremo difensore, il possesso del Ciampino, feroce la pressione da ambo le parti, questa volta efficace quella del Ciampino. Sì, perché c'è una difesa dei campi il Ciampino, no? Per evitare di far fare a tutto campo dall'Onder che non è proprio... A terra un giocatore del Ciampino, si tratta di Gabriel Pina. Il fallo di Jorginho sarà calcio di punizione per i padroni di casa, la prima scorrettezza del match da parte di Jorginho. Non è convintissimo il numero 9 dei Blues, si riprenderà però con un calcio di punizione a favore della squadra con la maglia rossa che va a sinistra verso Lopez, arrivato in estate dalla Mirafin. Lele, Lopez e poi di nuovo Lele, adesso Pina, 12 gol anche per lui come Dimas, perde il pallone, poi Lopez mette in fallo laterale. Qui Pina deve stare attento perché è vero che ha un talento infinito, ma al centro del campo è rischioso fare questo tipo di giocata. Dimas, Alessio Di Eugenio, Dimas in avanti, Jorginho con il petto, una grande idea, ottima la lettura di Lele e allora il Ciampino prova ad uscire dalla pressione, secondo fallo dell'Olympus, sempre Jorginho ancora a lamentarsi il numero 9, abbiamo rivisto l'intervento, il fallo secondo me c'era tutto. Daniele, seguiamo questa azione, poi ti do la parola. Dall'Onder all'indietro, Lele verso Lopez sulla sinistra, 1 contro 1, vinto da Achilli, rimessa Ciampino. Sì, perché Jorginho non deve mettere il piede lì, deve solo accompagnare e scivolare con l'avversario. Ottima difesa di Achilli in 1 contro 1. 2 falli dell'Olympus commessi entrambi da Jorginho, adesso Lele sulla destra prova a scatenarsi, cerca l'aiuto di Dall'Onder, tornato al Pala Tarquini quest'estate dopo l'esperienza con il Pescara in Serie A, 14 gol per il pivot che adesso viene cercato ma non trovato da Pina, possesso per l'Olympus.
È un bel duello, eh? Alessio De Eugenio e Dall'Onder è veramente un bel duello. Veramente sono due ottimi giocatori e Dall'Onder quando la mette giù, poi De Eugenio deve stare molto attento. Lion in avanti per Jorginho, cambio di lato, Achilli e Dimas accanto a lui. Achilli va da solo, prova a mettere in mezzo, chiude il Ciampino che riparte, la velocità di Lelè, prova il 7, Lelè con il mancino, Lion in fallo laterale, la risposta del Ciampino, prima conclusione in porta per i ragazzi di Reali. Sì, è stato bravissimo il 7 in maglia rossa, altrettanto bravo Lion con la posizione, già ha fatto 1 metro in avanti appena visto che c'era in 1 contro 1. Ancora Lelè, ancora Lion, sarà calcio d'angolo per il Ciampino che se la sta giocando a viso aperto come vuole il suo allenatore Fabrizio Reali, seconda stagione qui al Pala Tarquini. Calcio d'angolo in mezzo, Dall'Onder si era liberato alla grande, ha colpito male, occasione Ciampino, sta crescendo la squadra di Reali. Sì, qui De Eugenio ha preso un blocco e deve essere però bravo a leggerlo per poter uscire, per poi poter andare a contrastare Dall'Onder. Quarto minuto del primo tempo, ancora 0-0 al Pala Tarquini in questo big match tra le due squadre imbattute del girone B. Ciampino a 22, Olympus a 20, adesso la rimessa laterale per il Ciampino che manda in campo Mario Paz. Pallone per Lopez, poi Becchi, Pina, la gestione dei padroni di casa, Pina, Dario Lopez, avanti per Becchi, contrastato da Achilli, vince Becchi, allora Pina, attenzione al suo mancino, la chiusura di Alessio Di Eugenio, insiste però la squadra di casa, Lopez al volo, palla fuori, un bel Ciampino. Assolutamente sì, perché non ha paura di andare... Attenzione al rilancio di Lion, Jorginho si prende il fallo laterale, prova a batterlo in fretta, ricomincia però da dietro perché i compagni non hanno seguito l'azione. Allora con calma i blues, Dimas l'1 contro 1, la chiusura di Mario Paz. Concludi Daniele. Sono iniziate le rotazioni, è entrato anche Lolo Suazo nelle file dei blues. Primi cambi per entrambi gli allenatori, adesso Jorginho, la conclusione murata in fallo laterale, resta in zona offensiva la formazione di Daniele Dorto. Sarà Dimas a battere questo fallo laterale, Jorginho si avvicina, prova la conclusione, murato ancora una volta, insiste la squadra ospite con Lolo Suazo, 4 gol in 3 partite con la maglia dei blues, 2 doppiette, la prima contro l'Italpol all'esordio, l'ultima nell'ultima sfida contro il Monastir, sfida giocata sabato 19 dicembre. Pronto Lolo Suazo per questo fallo laterale, scucchiaiata, Jorginho, conclusione, una serie di rimpalli, ancora Jorginho, Dimas sul palo, occasione gigantesca per l'Olympus. Mamma mia ragazzi, qui ha calciato in una frazione di secondo nell'unico spiraglio che la difesa dei Reds aveva lasciato libero, il palo ha salvato Tomaino. La stiamo rivedendo, la grande giocata di Dimas, si resta sullo 0-0, insiste però l'Olympus, brutto fallo di Terlizzi su Jorginho. A terra il 9 dei blues, va a chiedere scusa il capitano del Ciampino, intervento duro che adesso andiamo a rivedere. Jorginho ancora a terra, non sembra però nulla di grave Daniele. No, il fallo è netto, ha riguardito, ha detto al prossimo scatta il giallo, ci poteva anche stare perché insomma la palla ormai l'aveva già scaricata il 9 blues. Primo fallo per il Ciampino, è a quota 2 l'Olympus che adesso prova con Dimas in mezzo, la sblocca Jorginho, il vantaggio della formazione ospite, Jorginho 1-0. Sì, il marcatore è Jorginho, mi permetterei di dire anche che forse il 77 di Blues ha fatto un discreto 1 contro 1 in banda, che è quello che vogliono. Qui è arrivata tardi la copertura di Terlizzi, perché quando vedi che uno come Dimas punta l'avversario, lì deve andare subito a coprire, a mettersi già in banda. Ciampino costretto a inseguire, vediamo come reagirà la squadra di Fabrizio Reali che imposta da dietro con Pina, pressato da Jorginho, ancora Pina, prova a scatenarsi sulla sinistra, mette in mezzo, campo finito, rimessa laterale per l'Olympus che al quinto del primo tempo ha sbloccato il match. Sì, una fiammata, già prima Dimas aveva colpito il palo, ora ha portato in vantaggio direi a questo punto anche meritatamente, attenzione.
Recupera palla il Ciampino, Paz costretto a ricominciare da dietro, allora Tomaino con i piedi, va a lungo, lo fa male, rimessa dal fondo, Lion con le mani, pallone buono per Federico Di Eugenio che però controlla male, allora rimessa laterale per il Ciampino, l'errore e poi Federico Di Eugenio spreca la palla del 2-0, ma che regalo del Ciampino. Una palla sanguinosa del capitano dei ragazzi Reds, si è avventato De Eugenio, ma Tomaino è stato gigantesco. Ha provato Dimas al volo, noi andiamo a bordo campo dal nostro Alessandro Pau. Per ora situazione molto tranquilla sulle due panchine, i tecnici calmi con braccia conserte. Al gol timida reazione di Dorto che ha esultato, mentre Reali glaciale è rimasto a guardare i suoi in attesa di una reazione. Grazie Alessandro, torniamo a seguire questo match con il possesso dei Blues, fermato Federico Di Eugenio, riparte Mario Paz, chiuso anche lui, un po' di confusione, Pina prova a mettere ordine, non ci riesce, poi arriva Terlizzi, intervento duro, si prosegue, allora Lolo Suazo, super giocata, Lolo! Palla fuori, ma che giocata ha fatto Lolo Suazo? Mamma mia, palla c'è, palla non c'è, ovviamente su un mancino sulla banda destra si è trovato sul piede sbagliato, ma poi comunque l'ha aperto comunque il sinistro e la palla che è uscita di un non nulla. Che bella partita, Antonio. Daniele, andiamo a segnalare anche la grande lettura dei due direttori di gara che qui hanno concesso il vantaggio permettendo all'Olympus di calciare verso la porta. Sì, qui sono stati bravissimi, perché magari qualcun altro un po' troppo frettolosamente avrebbe fischiato fallo e non avremmo potuto vedere questa giocata illegale di Lolo Suazo. Abbiamo detto buon avvio del Ciampino, però adesso l'Olympus ha sprecato per 2 volte la palla del raddoppio, prima con Federico Di Eugenio, poi con Lolo Suazo. Sta creando tanto la formazione di Dorto, ovviamente non è una novità. Sì, ma quel palo di Dimas ha subito acceso le bocche da fuoco in Blues. Ora c'è un fallo di De Eugenio che l'arbitro ha deciso che ha allargato un po' troppo l'alettone. Vorrei fare i complimenti al 96 Tomaino, il portiere del Ciampino, perché è entrato subito in partita. 2 uscite alte su 2 pallacce di Lion che sono veramente pericolose, quelle intorno ai 6 metri, e prima un 1 contro 1 su De Eugenio, veramente in partita il 96 di Frascati. Intanto rivediamo il gol che sta decidendo il match, bellissima l'inquadratura da dietro la porta, poi l'occasione creata da Federico Di Eugenio e avanti l'Olympus, il Ciampino però prova a reagire, calcio di punizione per la squadra di Reali. Vediamo Mario Paz vicino al pallone, si allontana adesso, allora Pina con il destro verso la porta, trova l'opposizione di Federico Di Eugenio, sarà calcio d'angolo per i padroni di casa che cercano il gol del pareggio. Prende il pallone Mario Paz, andrà il 20 per questo corner, vediamo cosa inventa la squadra di casa, scucchiaiata, Becchi al volo con il destro, Lion non trattiene, ancora Ciampino con Becchi, la finta, pallone sul destro, poi sul sinistro, chiude Federico Di Eugenio, si salva l'Olympus sulla grande giocata di Daniele Becchi. Mamma mia che giocata Daniele Becchi, ha spostato il palazzetto qui del Pala Tarquini, prima sul destro, poi sul sinistro, ha mandato in bianco completamente la difesa e poi comunque al terzo tentativo è stato ribattuto. Bella giocata. Non perfetto in questo caso Lion, se l'è cavata l'Olympus che adesso deve difendere il possesso del Ciampino con Lopez, il 18 nel cerchio di centrocampo, lo scarico all'indietro, Becchi chiede un movimento a Terlizzi, c'è la chiusura di Lolo Suazo, l'errore, allora ancora Ciampino con Becchi e poi Mario Paz, con calma la squadra di casa. Lopez, Paz, Lopez, settimo del primo tempo, lancio lungo nel vuoto, blocca Lion, possesso Blues. Vedi la mancanza di Dall'Onder, no? Che è lui che attacca la profondità, in questo caso Mario Paz è andato ad ha fatto finta di attaccare lo spazio ma poi si è fermato e qui mancano i chili e di chi ti attacca lo spazio come Dall'Onder. Lolo Suazo va a puntare, poi cambia idea, rischia tantissimo, rimedia Dimas che butta il pallone in fallo laterale, scelta giustissima perché il Ciampino stava per involarsi verso la porta di Lion. Sì, qui Lolo Suazo un po' troppo sufficiente nel gestire questo pallone orizzontale. Rimessa laterale per i padroni di casa, Paz verso Lele.
Il 7 torna sulla sinistra da Lopez, Lele, scambiano i due, porta palla il 7, la frenata, allora Paz, punito il blocco di Lele, calcio di punizione interessante per l'Olympus, 3-3 la situazione dei falli. Allora, questi blocchi sono difficili da fischiare. Se il giocatore però è in movimento, io sono per quelli che li fischia, quindi io sono d'accordo con questo fischio. Capisco che magari la difesa si possa arrabbiare, ma blocco in movimento è fallo. Ottavo minuto del primo tempo, 3 falli a testa, possono diventare un fattore i falli. Sì, decisamente con queste bocche da fuoco che ci sono. Sulla palla è andato Lolo Suazo, insomma, che da qua col suo mancino potrebbe far male. Non vorrei essere nei panni di Tomaino in questo momento, sai? Rincorsa lunghissima per lo spagnolo, arrivato anche lui nel corso dell'estate, mercato sontuoso per l'Olympus, che adesso è alla ricerca del 2-0, ha colpito anche un palo la formazione di Dorto con Dimas, poi la rete di Jorginho su assist di Dimas. Adesso seguiamo questo calcio di punizione, fischia il direttore di gara, parte Lolo Suazo con il mancino, uno schema per Jorginho, poi Dimas, schema meraviglioso, il raddoppio dei blues. Questa me la vorrei rivedere anche 2 volte, perché è venuto alla perfezione. Lolo Suazo, Dimas, Jorginho, che giocata, guardate. Rivediamo tutto grazie al nostro Vincenzo Davino in regia. Lolo Suazo per Jorginho e poi Dimas fa 2-0, fa 13 in campionato. L'Olympus prova ad allungare, adesso l'intervento di Ghiotti, pulito sul pallone a fermare Lopez, rimessa laterale per il Ciampino, sotto 2-0 all'ottavo del primo tempo. Prova a reagire la squadra di Reali, pallone interessante, dall'Onder non arriva. Questa fa male, perché sul morale ora del Ciampino pesano 2 gol e ora deve essere brava però la squadra di Reale a reagire, e ti dirò di più, ora deve essere brava subito a non prendere in terzo piuttosto che fare il secondo. Lion, lancio lungo, Dimas di testa, la chiusura di Lopez, la suolata per Lele che lancia lungo, Ghiotti è in anticipo, protegge Lion, lo fa male perché tocca il pallone, retropassaggio, fischia il direttore di gara, calcio di punizione per il Ciampino. Da Ghiotti non ti attendi un errore di questo tipo? Beh no, stiamo parlando di un ragazzo di 38 anni con una discreta carriera alle spalle. Sì, è stata una piccola ingenuità, però su una palla mezza ormai aveva il corpo già verso Lion e quindi non poteva più spazzare, ma ormai la testa gli aveva già detto ok, prendi la palla Purtroppo c'è stata questa piccola incomprensione, purtroppo per i blues ovviamente, e ora questo calcio a 2 è molto pericoloso. Buona chance per il Ciampino, pronto a toccare la sfera dall'Onder, che probabilmente andrà da Pina, dall'Onder per Pina, la conclusione, dimezza le distanze il Ciampino, ha segnato Gabriel Pina, 1-2. Sì, e qui secondo me De Eugenio, visto che è stato messo lui sul palo, non si deve spostare, lì deve rimanere fisso, i due sui pali devono stare fermi, non si possono muovere. È stato un piccolo errore di De Eugenio, bravo il Ciampino. Prima Dimas, adesso Pina, entrambi a quota 13 gol, 2 stelle sul campo del Ciampino, ci stanno regalando grandi giocate. Adesso Dimas perde la sfera, prova Lele, pressato, fermato, allora Federico Di Eugenio con il mancino cerca la porta, non la trova, rimessa dal fondo. Sì, Dimas è questo, no? Lo vediamo sia in fase offensiva e sia in fase di non possesso, anche qui ha rubato una palla infinita. Tomaino, lancio lungo a cercare dall'Onder, si aiuta con il braccio, viene punito dal direttore di gara, quarta scorrettezza del Ciampino. Adesso il 5 tra dall'Onder e Ghiotti, battuto il calcio di punizione con il possesso dell'Olympus, avanti 2-1 al Palatarquini. Lolo Suazo, porta palla allo spagnolo, Dimas, Lolo Suazo, Ghiotti. Prova ad alzarsi in pressione il Ciampino, Dimas non benissimo, Federico Di Eugenio non controlla, rimessa laterale per il Ciampino che adesso ha ritrovato un po' di fiducia. È fondamentale questo gol subito.
Dall'Onder all'indietro, Lele a sinistra, Lopez può puntare, cambia idea, Lele centralmente, trova il gol del 2-2, la rimonta del Ciampino, la conclusione di Lele, non è sembrato perfetto Lion. E qui la difesa con i cambi non ha funzionato, questo cambio non è stato eseguito bene e sono stati lenti a riuscire su questa palla rigiocata verso il centro, sono stati molto lenti, ha avuto tutto lo spazio davanti per guardare, calciare ed esultare. Reazione da grandissima squadra, quella del Ciampino, parità ristabilita 2-2, ci stiamo divertendo, non siamo neppure a metà del primo tempo, già 4 gol. Alessio Di Eugenio, Lion con i piedi a gestire, cerca Ghiotti, non lo trova, adesso sembra aver accusato il colpo l'Olympus. Attenzione a questa palla per Lopez, fermato da Alessio Di Eugenio che riparte, allora l'Olympus si distende, pallone per Dimas, si accentra Dimas, poi l'uscita di Tomaino che blocca il pallone, Pina si alza a pressare la squadra di Dorto, l'errore di Pina, allora la rimessa laterale per i Blues che provano a tornare in avanti, lo fanno male dall'Onder all'indietro, Lopez, Lele nella sua area di rigore, torna da Lopez, Lele, Pina, altissimo l'Olympus, il Ciampino però con calma, con qualità, Lopez dall'Onder nella sua area di rigore, anche lui trova Lele, un pallone interessante e poi si ricomincia con calma. Ottima gestione della squadra di Fabrizio Reale. Sì, seguiamo questo 1 contro 1. 1 contro 1 di Lopez che mette in mezzo, non arriva dall'Onder, super giocata di Lopez sulla sinistra, il Ciampino per poco non la ribalta. Sì, perché secondo me il Ciampino in questo momento sta mettendo meglio la pressione dell'Olympus, ha più effetto, è più efficace. Prima l'Olympus non ha messo una pressione molto con insistenza come ci sta mettendo il Ciampino. Ghiotti, Jorginho ha sbloccato il match nei primi minuti, poi è successo di tutto, ancora Jorginho fa uscire la sfera, Ghiotti, Dimas centralmente, Alessio Di Eugenio, Dimas nel traffico, trova Jorginho all'indietro di prima, Ghiotti, Jorginho, Ghiotti fa girare la squadra di Dorto, Dimas sulla sinistra, cerca il triangolo con Ghiotti, trova il calcio di punizione, attenzione perché il Ciampino è a 5 falli e manca una vita Daniele, 9 primi e 17 secondi all'intervallo. Questo è un fallo che ci può stare perché ormai l'1-2 lo aveva fatto in banda Dimas, è quello prima di Dall'Onder che fa un po' più fastidio a un allenatore, ecco. Calcio di punizione per i Blues che adesso possono sfruttare la qualità dei singoli nell'1 contro 1 per cercare di conquistare un tiro libero. Achille sulla sinistra, se ne va Achille, ancora il numero 8, mette in mezzo Dall'Onder, chiude e poi esulta in faccia a Simone Achille. L'importanza anche del carisma di questi giocatori. Mamma mia, un 2001, sta giocando come un ragazzo che avesse 30 anni. Ha provato il destro volante Alessio Di Eugenio, in precedenza però il fischio del direttore di gara a punire un blocco dell'Olympus, nuovo fischio del direttore di gara, cartellino giallo per Jorginho, ma attenzione perché anche l'Olympus è a quota 5 falli. Sì, siamo arrivati a 5 falli e manca ancora 9.04 da giocare. Qui insomma il giallo mi sembra eccessivo perché il fallo di mano non era volontario, la palla era veramente vicina. Però insomma 5 falli a 5, insomma ora cambia anche il modo di difendere, no? Manca una vita all'intervallo, più di 9 minuti, 2-2 il punteggio qui al Pala Tarquini. Entrambe le squadre sono a quota 5 falli, il possesso adesso del Ciampino con Lele, prova il 7 sulla destra, il tocco all'indietro, Pina fa girare, allora c'è il capitano Terlizzi per Pina, tocco di ritorno, Terlizzi la tiene, Pina, Lele con personalità il Ciampino, Pina, Lele, ancora Pina, si cercano i due, si trovano, viene coinvolto Becchi,
lancio lungo per Terlizzi, di prima Pina si distende il Ciampino, Pina in avanti, Jorginho intercetta, poi l'errore in fase di ripartenza, possesso palla per un ottimo Ciampino. Allora, qua il Ciampino ha perso palla, la prima cosa è la cerco di recuperare lì, subito, faccio densità appena la perdo, e qui infatti ha levato tutte le linee di passaggio a Jorginho, molto organizzato il Ciampino. Terlizzi in mezzo per Becchi che si allarga un po' troppo, alla fine si prende un buon fallo laterale, resta in avanti la squadra di Fabrizio Reali, capace di reagire dopo il doppio svantaggio iniziale. Palla in mezzo, Lion blocca la sfera e poi è pronto a far ripartire i suoi, servito Lolo Suazo in avanti, Jorginho spalla alla porta, duello con Pina. Jorginho vuole il calcio d'angolo, il direttore di gara assegna la rimessa dal fondo, allora Tomaino verso Lelè, Pina nella sua area di rigore, ancora Lelè, lancio lungo per Terlizzi, il controllo del capitano, la chiusura di Lolo Suazo in calcio d'angolo. Eh sì, perché Terlizzi e Dell'Under sono i due che attaccano meglio alla profondità della formazione di casa, anche in questo caso contromovimento, faccio finta di venire dentro e poi attacco subito lo spazio. Terlizzi, si muovono i compagni, palla in mezzo, Lion blocca senza problemi, poi va a sinistra da Lolo Suazo che ha un po' di campo, litiga un po' con il pallone, allora deve ricominciare da dietro, Alessio Di Eugenio, Achille sulla destra, Alessio Di Eugenio, i Blues provano con Lolo Suazo, Achille 1 contro 1, riportato indietro il numero 8, allora Alessio Di Eugenio vuole puntare anche lui, sfida Terlizzi, conclusione ribattuta, riparte allora il Ciampino con Terlizzi, tocca Achille, rimessa laterale per i padroni di casa. Pina ricomincia da Mario Paz, capocannoniere del Ciampino nella passata stagione con 21 gol. Terlizzi vuole girarsi, viene murato, poi Achille allontana, arriva Becchi di prima intenzione con il mancino, palla fuori, rimessa dal fondo, dicevamo di Mario Paz, 21 gol lo scorso anno, quest'anno non è partito benissimo. Sì, è vero, è anche nelle prestazioni oltre che nei numeri. Terlizzi con calma, il capitano che cerca e trova Becchi, malinteso con Paz, e allora rimessa laterale comunque per il Ciampino che adesso va a chiedere il time out e noi lo andiamo ad ascoltare. Seguiamo con molta attenzione le parole di Fabrizio Reali. La fase difensiva, ascolta, rimessa dal fondo, Gabbe, stiamo dentro, ascoltami, da rimessa dal fondo con le mani. Ok, poi ragazzi loro puntano tutti, giusto? Giusto? Stiamo più stretti, il pivot deve stare più stretto, dacci una mano qua, che se rientra mi dai una mano, diamoci una mano di più, poi abbiamo 5 falli, occhio a chiamare gli angoli coi blocchi, occhio, 5 falli, testa, e tiriamo da fuori, datemela perché non mi seguono, capito, lo perdono, capito? Dai! Quando è entrato Daniele? Time out terminato, le indicazioni di Fabrizio Reali che può essere soddisfatto di questo primo tempo, Daniele? Assolutamente sì, perché sotto 2-0 un'altra squadra poteva veramente subirlo, come se nulla fosse. Continuiamo a giocare ragazzi, che la partita è ancora tutta aperta. Rimessa in zona d'attacco per il Ciampino, palla verso Terlizzi, conclusione respinta da Lolo Suazo, poi Tomaino, pallone complicato di Pina che infatti si scusa. Sì, pallaccia come si dicono queste in gergo. Lolo Suazo, non si è ancora acceso lo spagnolo, Alessio Di Eugenio, torna da Lolo, Di Eugenio, Achille, sulla sinistra, Alessio Di Eugenio, Lolo Suazo ha cambiato fascia, è andato a destra, se ne va Lolo Suazo, mette in mezzo Tomaino in calcio d'angolo. E allora Olympus che resta in zona d'attacco, Lolo Suazo per questo corner, Achille mette giù il pallone, finta il destro, poi ricomincia da dietro, Alessio Di Eugenio, attenzione ai falli, entrambe le squadre sono a 5 scorrettezze e allora non possono più sbagliare, lancio per Jorginho che mette giù, gran giocata Jorginho, Tomaino difende il 2-2. Consiglio a tutti i ragazzi che vogliono fare i pivot di osservare i movimenti senza palla di Jorginho. Scuola.
Lolo Suazo cerca lo spunto, si prende il fallo laterale, poi ovviamente la tecnica di Jorginho è un'altra cosa. Mamma mia ragazzi, che giocatore, che giocatore. Achilli con il doppio passo, la Veronica, Achilli, magia del numero 8, Paz però rimane attaccato e mette in fallo laterale limitando lo spunto del numero 8, il primo giocatore dell'Olympus convocato dalla nazionale maggiore. Seguiamo questo calcio d'angolo, poi ti darò la parola. Seguiamo anche la ripartenza del Ciampino con Pina, il numero 10 prova, ancora Pina, termina a terra. E attenzione perché questo è un momento importante, espulso Jorginho, doppio giallo e anche tiro libero per il Ciampino. Allora, il fallo è sacrosanto, ripeto, i 2 gialli, io già sul primo ho espresso i miei dubbi, anche su questo secondo è un fallo di gioco normalissimo, ho molti dubbi su questo secondo giallo. Momento chiave del match, espulso Jorginho per doppia ammonizione, protesta ancora il numero 9 che non vuole abbandonare il campo. Tiro libero per la squadra di casa, andrà Lopez contro Lion, questo è il duello, questa la sfida. Sono 2 specialisti, no? Sia chi tira sia chi para, quindi qua si parla veramente di centimetri. Vedremo chi vincerà questa battaglia nella battaglia. La palla del sorpasso per il Ciampino, Lopez contro Lion. Tiro libero per la squadra di Reali, fischietto in bocca per il direttore di gara. Sta per partire Lopez, l'ex Mirafin. Andrà con il destro, la rincorsa di Lopez con il destro, Lion, superlativo, si resta sul 2-2. Che bella parata ragazzi, fatto finta di andare avanti, è tornato indietro, lato debole, grande parata. Paz, attenzione ancora al Ciampino, Lion in calcio d'angolo, superiorità numerica per i ragazzi di Reali che provano con Pina a destra, dall'onder in mezzo, ha toccato Ghiotti, ancora calcio d'angolo per la squadra con l'uomo in più, ha sprecato il tiro libero il Ciampino, ma adesso può sfruttare la superiorità numerica. Prova Pina, gira a sinistra per Lopez, si torna da Pina, adesso dall'onder, controllo complicato, poi Pina, Lopez centralmente, va il numero 18 che però viene fermato da Alessio Di Eugenio che allontana la minaccia e fa respirare l'Olympus. Pina supera il centrocampo, porta palla il 10, va da Lele, si torna da Pina, attacca con l'uomo in più il Ciampino, Lele dall'onder, Lele centralmente, poi dall'onder la conclusione murata e poi il Ciampino allontana, insiste però la squadra di Reali. Lopez pensa al destro, cambia idea, va da Lele, il 7 attraversa il campo, trova Pina sulla sinistra, ancora Lele, la conclusione fuori di nulla, che occasione per il Ciampino. Sì, il Ciampino che decide di attaccare già di partenza 2-2 ed avere la superiorità numerica diciamo nella prima linea. L'Olympus sta difendendo bene, benino anzi, il Ciampino ha avuto 3-4 occasioni già. Intanto abbiamo anche potuto riapprezzare la super parata di Lion, protesta l'Olympus, Pina si distende, viene fermato, ancora Pina, insiste, calcia, Lion respinge, tante proteste, cosa mi dici Daniele? Allora, l'Olympus protesta su un fallo di mano, c'è da dire che la palla è stata toccata prima dal piede e poi è andata sul braccio. Non sono un fan di questi fischi io, anche se poi visto che è stato fischiato col fallo di mano a Jorginho questo ci poteva anche stare, di certo non è stata una chiamata semplice. Andiamo a bordo campo dal nostro Alessandro Pau. Intanto il direttore di gara ha mostrato un cartellino giallo al preparatore atletico dell'Olympus per le proteste, chiedeva appunto il fallo sul tocco col braccio di Gabriel Pina.
Ha protestato tanto l'Olympus, ha lasciato proseguire il direttore di gara, torna ad attaccare il Ciampino, ancora con l'uomo in più, Gabriel Pina in avanti dall'Onder, fa uscire il pallone, allora Pina, Lele, Pina sulla destra, Lele centralmente, si muovono i compagni, Lele tiene il pallone, adesso Pina di prima intenzione, dà velocità alla manovra, Lele, Lopez ha un po' di spazio, Pina in area di rigore, Lion salva l'Olympus, poi Dimas tiene il pallone in campo e si prende anche il possesso, anzi no, sarà calcio d'angolo per il Ciampino, protesta ancora Ghiotti, attacca la squadra di Reali, Lele, Lopez, il destro, c'è la potenza, manca la precisione, rimessa dal fondo. Sì, non sono un grosso tifoso dei tiri da fuori con la superiorità numerica, preferisco giocare e poi concludere da pochi metri. Lion lungo, palla in rete, ovviamente non è gol, possesso per il Ciampino che riparte, Pina. Il pallone però ha superato la linea che delimita il rettangolo di gioco, quindi rimessa laterale per l'Olympus che può rifiatare un attimo. Ghiotti in avanti nel vuoto, è un passaggio per Tomaino che ha servito Lele, è pronto a rientrare Lolo Suazo, Lele, parità numerica ristabilita, Pina trova Lion sulla sua strada, riparte Dimas, gran palla per Lolo Suazo, Lolo, Tomaino, una super parata, siamo già dall'altra parte, attenzione a Pina, la scivolata di Ghiotti, si è alzato il livello del match. Si è alzato il livello del match, qua Tomaino ha detto no ancora, sta veramente parando tutto quello che è parabile e anche qualcosa di imparabile. Pina chiuso, allora l'Olympus con Dimas, il 77, si accende lui, Dimas, Lolo Suazo con il bacino, ancora Tomaino protagonista in questi ultimi istanti. Ha una grossa capacità questo ragazzo di chiudere lo spazio ancora prima che la situazione si stia sviluppando, è veramente bravo nella lettura di questo fondamentale. Dimas, che bel finale di tempo, 3 minuti all'intervallo, 2-2 al Pala Tarquini, prova adesso l'Olympus con Federico Di Eugenio che si gira, viene contrastato in maniera lecita da Dario Lopez, rimessa dal fondo con le mani Tomaino che va da Lele, avanza il 7, attende l'Olympus, superata la linea del centrocampo, Lele si accentra, poi va da Lopez, il 18, il tocco poi di Federico Di Eugenio, rimessa laterale per i padroni di casa, battuta male, allora possesso per i Blues a 2:45 dall'intervallo. Sì, per fortuna anche di questo intervallo perché la partita non ha un secondo di pausa, ritmi forsennati, però che bello Antonio. Spettacolo di qualità assoluta qui al Pala Tarquini. Adesso noi andiamo ad ascoltare le parole di Daniele Dorto, il time out dell'Olympus. Ogni volta visto Antonio prima in mezzo e non ci mangiamo sti coporti. Cerchiamo di spostarsi anche la tiriamo la bassa, tutti quanti stiamo dando. Capito? Ok? Dai, ragazzi, con gli arbitri è tempo perso, giochiamo, ci dimentichiamo, è questo il livello. Lasciamo stare. Non mettiamo via adesso, ma favore, ragazzi. Ok, grazie. Terminato anche il secondo time out del primo tempo, allora dritti fino all'intervallo, 2 primi e 44 secondi, 2-2 il punteggio qui al Pala Tarquini, doppio vantaggio dell'Olympus con Giorginio e Dimas, e poi la rimonta del Ciampino con Pina e Lele, il possesso dei Blues con Alessio Di Eugenio, Dimas. Ricordiamo anche l'espulsione di Giorginio, doppio giallo per il 9. Alessio Di Eugenio, Lolo Suazo sulla destra, Alessio Di Eugenio messo un po' in difficoltà, tiene il pallone, poi va da Dimas, adesso Federico Di Eugenio, tocco di ritorno, mamma mia, super gol di Dimas, l'Olympus torna avanti 3-2.
L'ago della bilancia di questa partita è il numero 77 dei Blues. Anche in questo caso ha creato una superiorità numerica, subito in banda è andato a cercare De Eugenio in mezzo ed è subito andato ad attaccare lo spazio sul rimorchio e poi ha calciato una puntata che qua Tomaino veramente non può minimamente toccarla. La doppietta del 77, sono 14 in campionato, un fenomeno al Pala Tarquini, di nuovo sotto il Ciampino che prova a reagire con Lele Lopez, chiuso, allora Alessio Di Eugenio verso il fratello, il capitano Federico, viene chiuso da Lopez, riparte Zonta, poi Becchi sulla sinistra, c'è del motorino contrastato in maniera perfetta da Alessio Di Eugenio che si prende anche il fallo laterale. Che bel duello fra questi ragazzi giovani e italiani, veramente un gran bel duello. Lolo nella sua area di rigore, pressato, va da Dimas, è sempre un'ottima idea. Lolo Suazo in avanti, Federico Di Eugenio spalla la porta, fa uscire la sfera, ricomincia dal fratello Alessio, poi Lolo Suazo adesso gestisce il possesso la squadra di Dorto, Federico Di Eugenio invece va verso la porta, trova l'opposizione di Tomaino, calcio d'angolo, bella giocata del capitano dei Blues. Eh sì, perché qua Dorto ha detto ok, mi hanno levato il miglior pivot della Serie A2, ok, allora ci vado a mettere un altro che il pivot lo sa fare molto bene, Federico De Eugenio. Calcio d'angolo battuto da Lolo Suazo, ancora Olympus che però riparte da dietro con calma, Lion con i piedi, profondità per Federico Di Eugenio, sbilanciato, si prosegue, contatto lecito per il direttore di gara, Becchi, poi Lele. Dario Lopez ha sbagliato il tiro libero del possibile sorpasso, adesso Federico Di Eugenio prova a ripartire, termina a terra, fischia il direttore di gara, cartellino giallo per Lopez, tiro libero per l'Olympus. Qua è stato bravissimo Federico De Eugenio a tenere la posizione, a mettersi con il corpo fra la palla e l'avversario, e qua se vai a cercare la palla rischi di toccare l'avversario, e a 5 falli a 1:11 dalla fine io preferirei non intervenire. Secondo te Lopez ha risentito del tiro libero sbagliato? Dicevamo Daniele, secondo te Lopez ha risentito del tiro libero sbagliato? Bah no, credo che questi ormai sono giocatori che si lasciano alle spalle tutto, anche perché Lion ha fatto una parata che insomma in Serie A2 non fanno in tanti. Ho dovuto ripetere la domanda perché siamo vicini ma non si sente nulla qui al Pala Tarquini. Sì, è vero, c'è un discreto rumore qua sugli spalti. Tiro libero per l'Olympus che può riportarsi sul doppio vantaggio. La sfida questa volta è tra Lolo Suazo e Tomaino, il mancino dello spagnolo per l'Olympus. Parte Lolo Suazo, il mancino in rete, 4-2, torna sul doppio vantaggio la squadra di Daniele Dorto. Una sentenza Lolo Suazo dai 10 metri, una sentenza. Tomaino è uscito fino a quasi ai 6 metri per cercare di chiudere quanto più spazio possibile, ma è veramente difficile chiudere tutto lo spazio a un giocatore come Lolo Suazo. Esecuzione perfetta del numero 93, 4-2 Olympus. Quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo tempo, Lolo Suazo mette in fallo laterale, Pina batte velocemente, cercato Terlizzi, trovato il capitano, scarica all'indietro, Becchi, Zonta, Pina vuole puntare Lolo Suazo, 1 contro 1, Pina chiuso ancora una volta da Lolo Suazo, ovviamente galvanizzato dal gol sul tiro libero che ha portato l'Olympus nuovamente sul +2. 53 secondi all'intervallo, palla in mezzo, riparte l'Olympus con Dimas, chiude Zonta, rimessa laterale per la squadra avanti nel punteggio 4-2. Abbiamo visto Lolo Suazo del perché ha giocato tanti anni in Serie A. È fondamentale, sia quando hai palla, sia quando non ce l'hai, sia quando è in panchina. Il fischio il direttore di gara a punire una scorrettezza di Federico Di Eugenio, gioco pericoloso, calcio di punizione di seconda, non ci sarà tiro libero. Tutti d'accordo, fallo di seconda per la gamba tesa. Pina supera la linea del centrocampo, il numero 10 corre all'esterno verso Becchi che si accentra, poi va a sinistra da Zonta,
che cerca la conclusione, murato da Federico Di Eugenio. E allora rimessa laterale per il Ciampino, 29 secondi all'intervallo, vuole accorciare le distanze la squadra di Reali. Pina con il mancino sbatte su Dimas, poi Tomaino esce, controlla con i piedi, lancia a lungo. Lion ha bloccato e poi ha rilanciato verso Dimas che di testa stava per fare tripletta. Tomaino ha messo il calcio d'angolo. Siamo sicuri che ha lanciato con le mani? Perché è partita a 200 all'ora questa palla con il mirino. Anche la torsione di Dimas, niente male. Ancora il numero 77, questa volta murato, poi Federico Di Eugenio! 5-2 per l'Olympus, la firma del capitano, più 3 Olympus. Sì, anche qui, vuoi sapere chi è passato davanti a Tomaino e non gli ha fatto vedere la palla? Il numero 77, Dimas. Questo è un 1-2-3 terrificante. 11 secondi all'intervallo. Per il Ciampino si fa durissima, questo gol può fare davvero male. Questo psicologicamente ti leva tanto, ti leva tante certezze, ti spacca proprio le gambe questo. Seguiamo gli ultimi secondi del primo tempo. Zonta fermato da Federico Di Eugenio, poi Tomaino allarga sulla destra, ma non c'è più tempo, finisce qui la prima frazione. Olympus avanti 5-2 sul campo del Ciampino. Risultato giusto, Daniele? Bah dai, alla fine è un risultato giusto, è stata molto episodica perché c'è stato l'espulsione con tiro libero per il Ciampino e lì la partita era tutta completamente per il Ciampino. Superato il tiro libero e superata soprattutto l'inferiorità numerica indenne, poi l'Olympus si è messa là, formichina e ha trovato 3 gol che non sono importanti, sono importantissimi. Adesso qualche minuto di pubblicità, tra poco le interviste. La SEM, Mastri Costruttori dal 1996, propone in vendita in via Casale di Ferrante a Roma, a 300 metri dal GRA e 500 metri dalla metro a Nagnina, una nuova costruzione dal design moderno ed elegante, con finiture di pregio e spazi a misura d'uomo, dotata di certificazione energetica doppia classe A e certificazione antisismica. Per informazioni chiama il 351 95 30 620 o visita il sito edilsem.com. Formazione è sinonimo di vittoria. Aggiornamento è sinonimo di evoluzione. Noi possiamo aiutarti ad essere vincente nella tua attività e nel rapporto con i tuoi clienti e dipendenti. Noi possiamo aiutarti a non rimanere indietro. Che tu lo voglia o no, il mondo si evolve con una velocità che supera ogni aspettativa. Decidi tu cosa vuoi fare. Noi siamo a tua disposizione. Per informazioni e contatti www.gymnasiumtorvergatasrl.com.
La Raves, società di consulenza certificata ISO 9001 e ISO 27001, propone lo sviluppo del bonus formazione 4.0, rientrante nel pacchetto di agevolazioni Industria 4.0. Sei un'azienda con dipendenti? La Raves ti offre dei pacchetti di formazione per migliorare la tua efficienza aziendale. In questo modo potrai accedere al bonus formazione sotto forma di credito d'imposta. Contattaci, pensiamo a tutto noi. Manda una mail a info@raves.com. Raves, migliora la tua azienda, massimizza i tuoi profitti. Siamo nell'intervallo di Ciampino Olympus, andiamo in mezzo al campo dal nostro Alessandro Pau. Siamo con Giulio Quagliarini, direttore sportivo del Ciampino Anni Nuovi. Giulio, ti chiedo cosa non sta funzionando in questo primo tempo, cosa potete migliorare nella ripresa? Buonasera a tutti. L'episodio chiave del primo tempo è stato in superiorità numerica, non siamo riusciti a fare gol e subito dopo loro, appena è rientrato il quarto di movimento, hanno fatto gol e hanno preso un pochino le distanze. Dobbiamo rimanere aggrappati alla partita, dobbiamo rimanere in partita fino all'ultimo, cercare adesso piano piano di recuperare un pochino lo svantaggio e comunque rimanere aggrappati alla partita. Questo è fondamentale, perché se all'inizio subiamo un altro po' diventa poi difficilissimo recuperare la partita, quindi adesso mentalità da giocatori, mentalità da uomini, bisogna rimanere aggrappati alla gara. Grazie Giulio. Grazie a voi. Ora andremo dal presidente dell'Olympus, Andrea Verde. Siamo con Andrea Verde, presidente dell'Olympus. Buonasera Andrea. Ecco, ti chiedo un commento su questo primo tempo e cosa ti aspetti nel secondo tempo. Innanzitutto credo che sia una partita bellissima, immaginavo che il livello delle squadre fosse questo e quindi sono contento anche che ci sia una diretta e si possa vedere uno spettacolo veramente interessante. Primo tempo emozionante, credo senza un secondo di pausa, quindi bello da vedere, per noi per ora bello anche da un punto di vista del risultato. Speriamo che il secondo tempo la squadra non cali. Purtroppo l'espulsione di Jorginho ci complica un po' la situazione, però la reazione dal 2-2 è stata fantastica, bellissimi gol, bellissime azioni, sono fiducioso, speriamo bene, speriamo che si possa continuare così. Grazie Andrea. Grazie a voi. Linea che passa di nuovo al nostro Antonio Iozzo. Grazie Alessandro, noi andiamo in pubblicità, tra pochi minuti il secondo tempo di Ciampino Anni Nuovi Olympus Roma. Talentability è la nuova applicazione dedicata ai talenti del mondo del calcio, pensata per gli osservatori sportivi e per tutti gli addetti del settore. Con pochi clic avrai a disposizione un database ricco di informazioni per la tua attività di scouting. Osserva, digita, salva e condividi i profili dei futuri campioni. Inserisci informazioni su giocatori, match visionati e sistemi di gioco. Un nuovo modo di lavorare tramite una piattaforma smart e funzionale che ti consentirà di creare relazioni individuali e di squadra. Scopri i campioni di domani con Talentability. Il Covid ti ha tolto la possibilità di sentirti libero, ti ha creato ansie e paure che non avevi mai avuto. Ora basta, non farti togliere anche l'autonomia lavorativa. Noi cerchiamo personale, cerchiamo te. Possiamo avere insieme la possibilità di uscire da tutto questo e tornare a fare ciò che più ci piace. E possiamo farlo aiutando chi sta peggio di noi. Ti aspettiamo. Per informazioni e contatti www.raves.com o consulta la nostra pagina Facebook Raves SRL.
La SEM, Mastri Costruttori dal 1996, propone in vendita in via Casale di Ferrante a Roma, a 300 metri dal GRA e 500 metri dalla metro Anagnina, una nuova costruzione dal design moderno ed elegante, con finiture di pregio e spazi a misura d'uomo, dotata di certificazione energetica doppia classe A e certificazione antisismica. Per informazioni chiama il 351 95 30 620 o visita il sito edilsem.com. Formazione è sinonimo di vittoria. Aggiornamento è sinonimo di evoluzione. Noi possiamo aiutarti ad essere vincente nella tua attività e nel rapporto con i tuoi clienti e dipendenti. Noi possiamo aiutarti a non rimanere indietro. Che tu lo voglia o no, il mondo si evolve con una velocità che supera ogni aspettativa. Decidi tu cosa vuoi fare. Noi siamo a tua disposizione. Per informazioni e contatti www.gymnasiumtorvergatasrl.com. Di nuovo in diretta dal Pala Tarquini, tutto pronto per il secondo tempo di Ciampino Olympus. Si riparte con il possesso palla dei padroni di casa sotto di 3 gol nel big match contro l'Olympus. Olympus che adesso si prende subito il fallo laterale, pronto Lolo Suazo a segno su tiro libero nel corso della prima frazione. Achille sulla sinistra, Alessio Di Eugenio controlla la grande, poi Achille in avanti, pallone troppo forte per Dimas che non può gestire il possesso. Qua può fare meglio Simone Achilli, perché qui è una palla facile da dare, con spazio la deve dare rasoterra e non a mezza altezza. Prova il Ciampino, a cui serve un'impresa adesso per uscire indenne da questo match. Dall'Onder, cambio di lato, Pina, il controllo del 10, palla centrale, Lelè prova ad accendersi nel traffico, arriva anche Lolo Suazo che si riprende il pallone, poi giocata nel 93, frenata e poi pallone perso. Prova il Ciampino a ripartire, allora la porta Lelè, Pina in avanti dall'Onder, il solito duello con Alessio Di Eugenio. Dall'Onder si gira, va in porta Lion con i piedi in fallo laterale. Sta difendendo molto bene De Eugenio su Dall'Onder, che è uno dei clienti più scomodi di questa Serie A2. Dario Lopez mette in mezzo, pallone che si spegne sul fondo. Pallone per Lion, protagonista pochi istanti fa, la sua respinta sul tentativo del Ciampino. Adesso Dimas, pallone per Achilli che si divora la palla del 6-2. Un altro assist fantastico di Dimas. Mamma mia ragazzi, qua Simone Achilli, lo sai qual è stata secondo me la sua pecca? Ci ha pensato troppo, un giocatore così, con così tanto talento non deve pensarci, deve subito agire, ci ha pensato troppo e ha sbagliato la mira. Rimessa laterale per il Ciampino sotto di 3 gol, mentre rivediamo l'occasionissima capitata a Simone Achilli. Poteva aumentare il vantaggio dell'Olympus che adesso recupera il pallone, la chiusura di Lopez su Dimas. E allora Olympus che si porta nella metà campo offensiva, secondo minuto del secondo tempo. I Blues sono avanti di 3 gol sul campo del Ciampino nel recupero della sesta giornata del girone B di Serie A2 in palio la vetta, perché con questo risultato l'Olympus scavalcherebbe il Ciampino e guiderebbe la classifica. Dimas, Achilli in mezzo a 2, Achilli prova lo spunto, ancora Achilli, il pallone poi diventa buono per Lolo Suazo che attende senza fretta la gestione dell'Olympus, forte del triplo vantaggio. Achilli sulla sinistra, Achilli in avanti, Dimas in area di rigore, Alessio Di Eugenio, futsal champagne dell'Olympus che si porta sul +4, 6-2. È tutto troppo perfetto anche da commentare. Subito superiorità numerica di Sicona Milli in banda, Dimas attacca tutta la profondità del Pala Tarquini e poi subito in mezzo per l'attaccante in blues, che è uno scherzo fare questo gol. Mamma mia ragazzi, che squadra. +4 per l'Olympus e allora forse tra poco Fabrizio Reali penserà anche al portiere di movimento, Daniele? Secondo me se questo è il risultato intorno ai 10-11 minuti ci deve pensare. I prossimi 3-4 minuti comunque saranno fondamentali per il Ciampino. Lion con le mani, lungo a cercare Simone Achilli, a trovare la testa di Pina, poi Lopez va da Paz, prova il 20 sulla sinistra, la frenata, il tocco centrale per Pina.
Prova a prendersi la squadra sulle spalle il numero 10 Dall'Onder, la fa girare, va a destra Dario Lopez, cerca lo spunto, la chiusura in scivolata di Simone Achilli. Lo ripetiamo Daniele, il primo giocatore della storia dell'Olympus a essere convocato dalla nazionale maggiore. 2001 Simone Achilli, teniamocelo stretto questo ragazzo. Talento purissimo il numero 8 di Daniele Dorto, mentre ha provato Pina, pallone che si spegne sul fondo, andrà Lion con le mani, pronto l'ex Eboli, lancio lungo perfetto per Dimas che salta Tomaino ma si allarga troppo. Lion è un fattore. Allora, poi abbiamo parlato dei ragazzi che vogliono fare i pivot, possiamo anche parlare dei ragazzi che vogliono fare i portieri. Registratevi questa partita e rivedetevela 100 volte. Achilli lotta in mezzo al campo, vince il duello con Pina, ancora Achilli, danza, super giocata, Achilli è uno show, poi Lolo Suazo sbatte su Tomaino, Achilli fenomenale. Sono completamente in fiducia, tutti i Blues. Reali ha chiamato timeout, c'è qualcosa che non va. Prima però il possesso dell'Olympus con Alessio Di Eugenio, Achilli, solite finte, saltato Dall'Onder con un po' di fortuna, poi Lolo Suazo in mezzo, chiude Paz, sta ballando in maniera pericolosissima il Ciampino. Ha accusato il jab, sta veramente barcolando, è come un pugile in questo momento. Dimas mette giù il pallone, poi la piazza, palla fuori e allora andiamo ad ascoltare il timeout di Fabrizio Reali, che deve sicuramente provare a cambiare qualcosa. Siamo entrati male e ci può stare, però rimettiamoci con calma, non scuotete le teste, continuiamo a giocare, mettiamo il portiere, ci proviamo a giocarci al portiere, non adesso perché è rimessa dal fondo, appena però se iniziamo a guadagnare o c'è sta un fallo laterale, un calcio d'angolo, entra Lelè, Dario guida, Gabriel, Mario, Lelè e Alex, Pescara, braccio, doppio braccio, giro, anche giro, palla e me rimetto, tutte e tre, quattro con pazienza. 10 minuti, dai raga, dai. Daniele, che mi dici delle parole di Fabrizio Reali? Mi ha completamente smentito ed è il motivo perché lui allena e io sono qui a raccontare. No, ci sta, perché ormai vede che la squadra, non sono tanto i 4 gol che secondo me spaventano il mister del Ciampino, deve dare una scossa e per adesso i cambi non la stanno dando e quindi dice ok, proviamo a dare una scossa con il portiere di movimento. Pallone in avanti Dall'Onder, vince il duello con Alessio Di Eugenio che però torna a ringhiare e alla fine si prende il fallo laterale. Ok, la partita di Dimas è illegale, ma il lavoro che sta facendo De Eugenio su Dall'Onder è veramente importante. Dimas non controlla, e allora concludiamo il discorso, anche perché la differenza fisica è abbastanza notevole tra questi due giocatori, Daniele. Ma De Eugenio è un 98, è un 20, ha 22 anni, sta giocando con una personalità, una cattiveria, minimamente non è spaventato. Mamma mia che giocatore. Intanto portiere di movimento per il Ciampino Anni Nuovi, Lelè con la maglia bianca, Dall'Onder, poi Pina, va a destra da Lopez, Pina, la conclusione centrale bloccata da Lion che prova a far ripartire i suoi, calcia verso la porta, trova la testa di Mario Paz, calcio d'angolo per il Ciampino, che per l'Olympus il Ciampino ovviamente fa tornare tra i pali Tomaino. Sì, assolutamente sì, è stata gestita bene questa palla del Ciampino. Rimessa laterale, Dimas, tocco all'indietro, Alessio Di Eugenio allarga sulla destra per Luca Pizzoli, Dimas porta a spasso il pallone, ancora il 77 con la sua qualità davvero infinita, poi Lolo Suazo, un altro che di classe ne ha da vendere, però il Ciampino recupera, non vuole mollare, Mario Paz si porta il pallone fuori, la rimessa per la squadra avanti nel punteggio. Lolo Suazo, lo spagnolo, con calma addormenta un po' la partita. Luca Pizzoli si gira alla grande, va in 6, ancora Pizzoli mette in mezzo, la chiama Tomaino, la blocca e poi prova a far ripartire il Ciampino Anni Nuovi che ritenta con la carta del portiere di movimento.
power play per cercare la rimonta impossibile. 4 gol da recuperare. Pina, Lopez, Lelè e ancora Lopez. Lelè fa uscire la sfera, Pina in avanti, Becchi di prima, Mario Paz a gestire. Si ricomincia da dietro, Pina nel cerchio di centrocampo, si va a destra, Lelè, Lopez, Pina. Si torna ancora da Lopez, si va in avanti da Lelè, Lopez centralmente, Lion strepitoso come sempre. La capacità di Lion di prendersi lo spazio appena vede che l'avversario sta per calciare, subito 2 metri avanti per chiudere più spazio. Poi però devi avere anche i riflessi per pararlo, perché vai a accorciare il tempo di parata, ma lui è veramente un portiere illegale. Illegale in tutto, nelle parate, nei lanci, con i piedi, con le mani. Giocatore fantastico, spaziale per l'Olympus, che di stelle ne ha davvero un'infinità. Luca Pizzoli, Dimas a proposito di campioni, poi Lolo Suazo viene chiuso, allora Terlizzi cerca di ripartire, lo fa male, allora Dimas, Lolo Suazo non colpisce benissimo, se la cava il Ciampino. Eh sì, ha recuperato bene palla, ha creato subito la superiorità numerica. Guardate qua ancora Dimas, ragazzi, è un giocatore a 360 gradi veramente, faceva la differenza al Mantova in Serie A, non è l'ultimo arrivato, attenzione. Alessio De Eugenio, Lolo Suazo, Alessio De Eugenio non controlla benissimo, ma l'Olympus in questo momento è padrone del campo. Eh sì, sono tutti on fire, anche qua Alessio De Eugenio, scarapalla, attacca subito lo spazio in mezzo per crearsi una linea passaggio pulita. Lopez, Pina e poi di nuovo Lopez, ovviamente con il portiere di movimento il Ciampino anni 9. Lopez dall'Onder fa proseguire il pallone, poi Lelè lo fa uscire, Lopez, Pina, Paz, Pina in avanti dall'Onder all'indietro, gran palla per Paz, grande chiusura di Lolo Suazo, insiste il Ciampino con Pina, poi Dimas allontana la minaccia, si sta difendendo alla grande l'Olympus. Sì, ora nell'ultima azione il Ciampino aveva stretto i laterali per fare la cosiddetta piramide spagnola, ora vediamo se lo rifà, perché prima invece il laterale andava subito ad attaccare il centro. Passa in mezzo, la deviazione di Alessio Di Eugenio, attento Lion che blocca il pallone, poi cerca Federico Di Eugenio, il controllo del capitano che si gira, vuole lo spazio per calciare, lo fa adesso, mette in calcio d'angolo Lelè che adesso si accomoda in panchina, al suo posto Tomaino che ovviamente torna tra i pali. Il possesso per l'Olympus, avanti 6-2 sul campo del Ciampino, palla in mezzo, respinta, prova a ripartire Paz. Il campo però è finito e allora l'Olympus torna a gestire il pallone. E a proposito di gestire, vediamo come Lion subito si allarga per in caso di necessità, se la pressione del Ciampino dovesse essere. Attenzione, Lolo Suazo perde il pallone, rimedia Lion. La bellezza dell'Olympus è che se sbaglia uno rimedia l'altro. Sì, però questa palla non va persa, perché non si può fare un 1 contro 1 da ultimo sul 6-2 a 13 dalla fine, no? Portiere di movimento, ormai non è una novità, Reali insisterà ovviamente fino alla fine per cercare la rimonta. Paz all'indietro, Pina, ancora il 10, centralmente Paz dall'Onder di prima in mezzo e poi arriva il gol di Lelè, prova a riaccendersi il Ciampino, 3-6 all'ottavo del secondo tempo. Eh sì, qui in questo caso il Ciampino è stato fortunato perché la palla era diretta verso Lion, ma una deviazione l'ha mandata direttamente verso il 7 dei Reds, anche se ha la casacca bianca che ha messo la palla in rete. E ora la partita è riaperta. Pallone sotto le gambe di Lion, come stiamo rivedendo da 1000 inquadrature. Il gol del -3 per il Ciampino, che con il portiere di movimento cerca di riaprire il match. Alessio Di Eugenio si prende il fallo laterale sul tocco di Zonta. Luca Pizzoli, Alessio Di Eugenio, lancio preciso per Lolo Suazo che accarezza il pallone, però lo perde sulla pressione di Mario Paz. Mario Paz nel traffico, slalom gigante, poi Becchi. Chiede calma a Fabrizio Reali dalla panchina, attende qualche istante
prima di rimandare sul parquet del Pala Tarquini il portiere di movimento. Becchi, pressato da Lolo Suazo, rischia qualcosa nella sua area di rigore, allontana, trova Terlizzi che lotta con Federico Di Eugenio, a terra tutte e due, calcio di punizione a favore del Ciampino. Primo fallo della ripresa dopo diversi minuti, Daniele, completamente diverso il copione rispetto al primo tempo. Sì, sai, il portiere di movimento comunque ti costringe a non entrare, quindi ci sta che ci sono pochi falli. Mi sembra che si sia acceso il talento iberico di Mario Paz. Si è acceso il talento di Paz, torna intanto il portiere di movimento per il Ciampino. 3 gol da recuperare per la capolista del girone B, che fino ad oggi aveva conquistato 7 vittorie e un pareggio. Il pareggio qui in casa contro la Roma, 4-4. Dario Lopez, Lele, Pina, Lele, Pina in avanti per Dall'Onder che cerca il suggerimento sul secondo palo, trova l'opposizione di Alessio Di Eugenio, rimessa laterale per il Ciampino che ci prova. Dall'Onder all'indietro, Pina a sinistra, Dario Lopez torna dal suo numero 10, scambiano i due, si alza l'Olympus a pressare, esce bene il Ciampino che si prende il fallo laterale. Hai detto bene, perché Lolo Suazo è bravissimo a invitare i giocatori del Ciampino a giocare la palla sulla banda, ovviamente è proprio un invito per far giocare la palla sul perimetro per poter evitare di avere l'inferiorità numerica, vedi? Pina, Lele, Pina nel cerchio di centrocampo, poi con l'esterno per Lele, adesso Dario Lopez che ha sbagliato un tiro libero nel corso del primo tempo. Dall'Onder, murato, indovinate da chi? Alessio Di Eugenio. Alessio Di Eugenio, mamma mia, che partita. Becchi in avanti, pallone in mezzo, autogol di Luca Pizzoli, il Ciampino è vivo e adesso è sul -2. Allora, Lolo Suazo invita il giocatore del Ciampino a giocare sulla banda, dove da lì deve uscire subito Di Eugenio ad attaccare il pallone, cosa che è stata fatta, però lì laterale opposto deve prima stringere in mezzo, altrimenti rischi di arrivare tardi e o fare autogol o lasciare direttamente la palla all'avversario. In questo caso si è verificata la prima, qui Luca Pizzoli deve essere più bravo a leggerla e la partita è completamente riaperta. Partita riaperta grazie al portiere di movimento di Reali. Attenzione adesso Lolo Suazo, ostacolato da Tomaino, protesta Lolo Suazo che forse era stato anche trattenuto prima di puntare Tomaino. Questo era un fallo, lo possiamo dire, questo era fallo. È giusto che poi lasci proseguire, ma dopo devi ridare fallo, perché qui è stato completamente, lo rivediamo qui, no? Lo campò completamente saltato il difensore in Rez, sta dicendo proprio questo infatti Lolo Suazo. Trattenuta abbastanza netta quella di Pina, ha lasciato proseguire il direttore di gara, poi le proteste di Lolo Suazo che aveva comunque saltato Tomaino, poteva fare qualcosina di più, anche se poi il pallone è andato sul piede destro, non esattamente il migliore. Sì, poteva fare meglio, però poi c'è stato il recupero di nuovo di Becchi che l'ha un po' ostacolato al momento del tiro. Lolo Suazo pressato, fermato da Becchi, si lotta in mezzo al campo, alla fine Ghiotti allontana, rimessa dal fondo, Tomaino con le mani, lancio lungo a cercare Mario Paz, calibrato male questo lancio, noi andiamo a bordo campo dal nostro Alessandro Pau. Fabrizio Reali è in trance agonistica, ci crede tantissimo dopo i 2 gol, non smette di strillare, di indicare ai suoi ragazzi le mosse da fare. Ora andiamo a seguire questo calcio d'angolo. Dimas all'indietro, Lolo Suazo con il mancino, Becchi riparte e poi viene chiuso dalla scivolata dello spagnolo. Fair play assoluto in campo, ritmi alti ma partita correttissima. Portiere di movimento a metà del secondo tempo per il Ciampino che ha già segnato 2 gol con il 5-4. Becchi in area di rigore, grande giocata, Lion salva l'Olympus e poi allontana via, un po' spazientito. L'Olympus deve fare attenzione. Sì, deve fare attenzione, però ti dico una cosa, non tanti allenatori avrebbero lasciato il portiere di movimento, perché comunque -2 a 10 dalla fine ancora ce n'è di tempo, e invece vede che l'Olympus è in difficoltà e non la sta difendendo bene, e quindi qui è uscito fuori il carattere dell'allenatore.
Pallone sulla sinistra per Lopez che va da Pina, a destra Lele, in avanti dall'Onder di prima sul secondo palo. Come ha fatto a sbagliare? Questo è immangiabile, questo gol. Non si può mangiare, però sta soffrendo l'Olympus questa palla giocata. Qui c'è stato un brutto cambio. Cartellino giallo per Terlizzi che era già ammonito, quindi espulso il capitano del Ciampino. Ciampino che ha sprecato la palla del -1, errore da matita rossa quello di Daniele Becchi. Sì, questo è un errore brutto, non si può prendere un'espulsione su un cambio. Ritornando a prima, quello che non sta difendendo bene l'Olympus è il laterale opposto che non stringe con i tempi giusti. È sempre solo, perché l'ultimo, in questo caso si è trovato Lolo Suazo a dover uscire sulla banda. Il laterale opposto deve prendere il posto dell'ultimo e sta arrivando sempre in ritardo. Olympus non perfetto in fase difensiva, ma Reali lavora tantissimo sul portiere di movimento. Ma ragazzi, Reali è un allenatore vero, eh? Cioè, noi parliamo tanto di Dimas, di Lolo Suazo e dei Ghiotti e di quello e di quell'altro, ma qui stiamo parlando di un tecnico per me da Serie A. Ti lancio una provocazione: se c'è un duello nel girone B tra Ciampino e Olympus, il merito forse è quasi tutto di Reali, perché le rose obiettivamente non sono sullo stesso piano, almeno secondo me. Allora, io conosco Mister Reali, abbiamo giocato contro, penso non so quante volte, e già in campo da giocatore si vedeva che aveva una marcia in più, si vedeva che avrebbe fatto l'allenatore, perché vedeva il gioco come in pochi per essere un giocatore. E sono stracontento che abbia fatto questa scelta e soprattutto questa carriera. 9 minuti e 11 secondi alla fine, manca una vita, 2 gol a separare le squadre. Prova il Ciampino con il portiere di movimento che ha già fruttato 2 gol. Pina per Becchi che si è divorato un'occasione pochi istanti fa, clamorosa. Pina con calma il Ciampino dall'Onder, ricomincia da dietro. Lele sulla destra, Dario Lopez, Lele il 7, vada dall'Onder, pressato, allora pallone che torna all'indietro verso Lele, dall'Onder di prima, pallone interessante, non arriva Becchi, allora può ripartire l'Olympus. Sì, l'Olympus sta lasciando troppe linee di passaggio. Anche qui questa era attenzione a Dimas, gran palla di Ghiotti, Dimas salta Tomaino, anzi no, riflesso straordinario di Tomaino che qui tiene a galla il Ciampino. Poi riparte Becchi, pallone tenuto in campo, prova il 3 per dall'Onder, Lion, 2 parate fenomenali, prima Tomaino, adesso Lion, che partita! Questa non è una parata, questo è un gol, perché questa è una parata, signori. Movimento da destra a sinistra, quindi stai andando completamente dalla parte opposta. Calcio sul secondo, guardate che parata, che riflesso, signori miei. Io la rivedrei 10 volte questa parata. Chapeau Lion, chapeau. Parata da Serie A, ma di giocate di categoria superiore ne stiamo vedendo davvero tante, Daniele. Mamma mia. Vedi, l'Olympus non può lasciare queste linee di passaggio. Queste linee vanno coperte con la posizione, vanno coperte con l'attacco sulla palla. Queste linee sono pericolose. Alessio Di Eugenio verso Dimas, cambio di lato preciso, perfetto per Lolo Suazo, tutto con la suola, poi il destro respinto in qualche modo da Tomaino, allora prova a ripartire il Ciampino, lancio lungo, il petto di Alessio Di Eugenio in anticipo su Pina, poi Dimas con la sua qualità, giocata favolosa di Dimas che termina a terra, calcio di punizione per l'Olympus. Qui Dimas o lo fermi così o gli spari, per forza dall'Onder ho dovuto fare questo fallo, perché sennò Dimas arrivava da solo davanti a Tomaino che sta chiudendo negli 1 contro 1 tutti gli spazi. Veramente lui ha una capacità di anticipare il movimento, capisce subito il pericolo, lo annusa subito e quindi si trova subito già a 2 metri avanti alla palla e subito lo chiude subito. Tu lo sai che tra qualche minuto ti metterò in difficoltà con il migliore in campo?
Beh sì, spero anche di più di qualche minuto perché manca ancora 7:31, ma veramente faccio fatica a trovarne uno fra i tanti. Spazzolone in campo per asciugare il rettangolo di gioco, poi si riprenderà con un calcio di punizione per l'Olympus, avanti 6-4 sul campo del Ciampino in questo big match valido per il recupero della sesta giornata del girone B di Serie A2. Con questo risultato l'Olympus scavalcherebbe il Ciampino e chiuderebbe il 2020 in vetta alla classifica. Seguiamo questo calcio di punizione con Tomaino che intanto sistema la barriera. Beh, quella al primo tempo non era andata malissimo di punizione come schema da parte di Blues. Ora vediamo, perché Lolo Suazo ovviamente è sempre sul pallone. Non c'è Jorginho ma c'è Dimas. Ora vediamo cosa organizzano i ragazzi di Dorto. La rincorsa del 93, Lolo Suazo questa volta va in porta, sbatte su Tomaino, poi Federico Di Eugenio, murato, riparte allora Lopez, scivolata super di Alessio Di Eugenio, salvataggio miracoloso, poi il contrasto tra Tomaino e Federico Di Eugenio. Lolo Suazo non trova la porta, occasioni da una parte e dall'altra. Sì, possiamo anche commentare la chiusura di De Eugenio, che era tanto indietro, non so come ha fatto ad arrivarci. Ancora Alessio Di Eugenio recupera un altro pallone, poi gioca di sponda con Becchi e si prende anche il fallo laterale. Sì, giocatore totale. De Eugenio Alessio è un giocatore totale. Ghiotti, Dimas, attenzione al 77, Dimas contro Paz! Traversa, stava per fare un gol impossibile. Come ha fatto da un angolo completamente chiuso? Non c'era più questo angolo, si è inventato una linea di tiro che non esisteva. Una conclusione che la maggior parte dei giocatori non riescono neanche a pensare. Io non l'avrei mai pensata, figurati eseguita. Pina verso Dario Lopez, la conclusione respinta da Lolo Suazo, il possesso ancora per il Ciampino. 6 minuti e mezzo al termine del match, un match ancora aperto con il Ciampino che dal -4 si è portato sul -2 grazie al portiere di movimento. Adesso Lopez fermato, poi riparte Alessio Di Eugenio a tu per tu con Tomaino, un'altra lettura perfetta dell'estremo difensore di Fabrizio Reali. Questo stop è un errore di stanchezza, perché sta veramente correndo tanto. Questo è un fondamentale facile da fare. Poi si dice i gol vengono fatti con lo stop molte volte, e questo stop sarebbe stato veramente importante. Ghiotti, Alessio Di Eugenio in avanti, tocco di ritorno, Paz in anticipo, Tomaino rilancia, sbatte sul soffitto del pala Tarquini, rimessa laterale per l'Olympus che si riporta in avanti e allora prova a rifiatare dopo qualche minuto di difficoltà. Il Ciampino ha avuto il merito di non buttarsi giù. Ma lì è l'allenatore, lì è tutto dell'allenatore. Il Ciampino non muore mai perché ha in panchina veramente un ragazzo che la sconfitta non sa neanche cosa voglia dire, e gliel'ha trasmesso. La bravura poi è trasmetterglielo ai ragazzi, questa voglia di non perdere mai. -3, -4, -5. Due grandi squadre a confronto, match ancora aperto. 2 gol a separare queste due corazzate, le prime due del girone B di Serie 2, le uniche formazioni imbattute del campionato. Prova a ripartire l'Olympus, fermato da Paz, e poi la respinta di Lion che diventa un assist per Dimas, la chiusura di Becchi. Ritmi pazzeschi, Daniele. Ritmi pazzeschi. Ho visto poche volte subire gol da Lion con un piazzato, quindi non avrei tirato così, diciamo, a Lion. Alessio Di Eugenio con intelligenza riparte da dietro, Ghiotti a destra, Lolo Suazo, poco più di 5 minuti al termine, il possesso dei Blues che giocano anche con il cronometro grazie alla loro qualità. Dimas sulla sinistra può puntare, preferisce ragionare ed è un'ottima idea. Tocco all'indietro, Alessio Di Eugenio a destra per Lolo Suazo, pressato da Becchi, non si scompone, Dimas all'indietro, Lion, Alessio Di Eugenio cerca lo spunto, rischia qualcosa, alla fine viene fermato
da Lele, il fallo di Alessio Di Eugenio, il calcio di punizione per il Ciampino, terzo fallo dei Blues in questo secondo tempo. Sì, qua Alessio De Eugenio ha esagerato, ha fatto già subito il vantaggio, si è creato la superiorità numerica, ha il vantaggio, lì devi scaricare, ma è veramente stanco, l'ho visto verso la panchina chiedere il cambio, credo che a breve ci sarà anche un time out perché secondo me devono rifiatare, perché manca 4:49, c'è di nuovo il portiere di movimento, c'è da fare le navette, c'è da correre. Calcio di punizione per il Ciampino che torna a giocare con il portiere di movimento. Pina, Paz, Pina, va in porta ed è una grande idea sul -1. Lion non l'ha vista partire, il Ciampino la apre e come questa partita. Questo è un grande gol, rivediamolo, stop, qui io attacco un po' di più la palla, sono un po' passivi, sia Dimas che Lollo Suazo, sono troppo passivi, la palla centrale va attaccata, vedi Antonio, guarda quanto spazio, fa 1, 2, 3 e ha tempo di calciare, qui va attaccata subito quella palla perché è centrale. Ragazzi, se siamo centrali, copriamo il centro, perché ti spostiamo? Copriamo la porta, no? Non famo la porta. Ma dove ora? Mister, ma è troppo lontano lì. Lì è meglio così, passare anche il tiro, calciare di là, mister. Dopo i 10 metri. Dai, tranquilli, dai. Ragazzi, siamo tranquilli. Cercate di spiegare. Giochiamo come sappiamo. Il time out di Daniele Dorto, l'Olympus dal +4 si ritrova con un solo gol di vantaggio, ci attende un finale incandescente. Incandescente, come ti dicevo De Eugenio è uscito stremato, non ce la faceva più, saranno 4 minuti e 39 da vivere, state comodi perché sarà veramente importante. Dimas, Ghiotti, Lolo Suazo. Dimas ha trascinato l'Olympus nel corso di questa partita, adesso Lion, lancio lungo, l'uscita di Tomaino, poi Lolo Suazo, cosa si stava inventando? Stava tirando fuori dal cilindro una giocata che avrebbe fatto venire giù il Palatarquin. Becchi si gira, chiede il fallo, lascia proseguire il direttore di gara, poco più di 4 minuti, Lion in avanti, Dimas non riesce a spizzare, allora ha bloccato Tomaino che ha già fatto ripartire il Ciampino, Pina prova ad accendersi, Pina fino in fondo, mette in mezzo la scivolata di Lollo Suazo in calcio d'angolo e allora Reali torna a schierare il portiere di movimento che ha fruttato 3 gol e ha riaperto una partita che sembrava chiusa. Sì, il Ciampino era veramente dentro una fossa e Reali con il portiere di momento l'ha riportata fuori. Ciampino rinato con il portiere di movimento, Mario Paz, Pina, Mario Paz, Pina nel cerchio di centrocampo, avanza il 10, poi torna da Paz, si va da Lopez, palla in mezzo, l'Olympus si chiude, poi Dimas con la porta vuota cerca la conclusione ignorando Lolo Suazo e trovando il petto di Mario Paz, riparte il Ciampino. Primo errore di Dimas, credo anche della sua vita, perché qua deve dare la palla a Lolo Suazo che poi può andare in 1 contro 1 senza portiere. Pina, deviazione di Lolo Suazo, rimessa laterale per il Ciampino. Poco più di 3 minuti al termine, un gol a dividere queste due formazioni fantastiche. Lopez, Lele, Paz a sinistra, centralmente ricomincia da Lopez, poi Lele, Lopez, Lele, Lopez, Pina, il 10 con calma, va a destra da Lele, Pina alza la mano destra, Mario Paz, Pina, Paz, Pina, possesso palla infinito del Ciampino con il portiere di movimento, attende l'attimo giusto la squadra di Reali. Lopez sulla sinistra, cerca la porta, trova Lion, calcio d'angolo.
Sì, perché l'Olympus si è trovata con Luca Pizzoli pivot e non è proprio il suo ruolo. Infatti Dimas difende un filo meglio, ora si sono subito riscambiati. 2-20. Una vita in questo sport. Forse anche 2, Antonio. Calcio d'angolo per il Ciampino. Lion si è rialzato in questo istante, gioco che può riprendere. Paz per questo calcio d'angolo. Pina, Lopez, Lele, Lopez, Paz, il fraseggio dei padroni di casa. Dall'Onder all'indietro, Lopez, Paz difende l'Olympus, attacca il Ciampino. Dall'Onder di prima, rischia qualcosa Lopez che perde il pallone, allora Dimas! Non poteva che segnare lui, il fenomeno dell'Olympus. 7-5 per i Blues. Non so se avevamo detto che Dimas non è un giocatore, ma è un discreto alieno atterrato in questa Serie A2. Si è riconquistato la palla, si è messo giù il pallone e poi l'ha messo dentro da circa 20 metri. Mamma mia ragazzi, mamma mia che giocatore Oliveira dos Santos e Dimar Antonior, per gli amici semplicemente Dimas. Si può dire che ci siamo tolti qualche dubbio sul migliore in campo? Sì, non che li avessi prima, però insomma ora è definitivo. 2 gol da recuperare per quanto riguarda il Ciampino, quando manca 1 minuto e 44 secondi al termine di questo match pazzesco che ha regalato giocate di categoria superiore, giocate da Serie A. Prova il Ciampino con il cuore, con il carattere a riprendere un match difficilissimo. Reali prova con il portiere di movimento, ovviamente rischia Becchi, raddoppiato ancora Becchi. Alla fine il calcio di punizione e un po' di nervosismo in campo tra Ghiotti e Becchi, richiamati entrambi i giocatori dal direttore di gara. Nulla di grave, Daniele? No, assolutamente, sono piccole scaramucce di campo, ci mancherebbe. Le cose gravi sono ben altre. Pina, Lopez, Lele, Lopez, Pina sulla sinistra, Lopez centralmente dall'Onder di prima, gran pallone, Pina, Becchi in area di rigore e poi Luca Pizzoli salva l'Olympus che ha rischiato tantissimo. Sì, perché il Ciampino si crea tante linee di passaggio con i suoi movimenti, gioca molto bene con il portiere di movimento. Pina deve fare in fretta il Ciampino che deve recuperare 2 gol e a poco più di 1 minuto. Becchi, Lopez di prima, Lele pressato anche Lopez, costretto all'errore da chi? 77 blu, grazie. Alessio Di Eugenio, fallo laterale battuto verso Ghiotti. Lion in avanti, anticipo di Lopez che va in profondità. Becchi con la giocata a cercare Pina, la suolata all'indietro, la conclusione ribattuta, riparte Dimas, chiuso anche lui da Pina, poi Tomaino lancia a cercare Becchi che si impegna ma non può tenere in campo questo pallone. 42 secondi al termine. 42 iniziano a essere pochini per recuperare 2 gol. Il fallo di Pina su Luca Pizzoli, calcio di punizione per l'Olympus che adesso può giocare anche con il cronometro. Sì, ora si è visto Dorto che gli ha detto Dimas vai via, dammi profondità. Anche perché poi con Lion è anche più facile giocare con il cronometro. Alessio Di Eugenio pressato, allontana l'anticipo di Becchi su Luca Pizzoli, cerca lo spunto Lopez. Alessio Di Eugenio con il fisico e con un'intelligenza sportiva fuori dal comune. Ma guarda, è quasi un peccato che Dimas abbia fatto questo tipo di partita, perché altrimenti l'MVP andava diretto a De Eugenio. Becchi con il mancino, Lion chiude la porta, dice di no, mette il calcio d'angolo. Ancora Lion, poi Dimas si alza il pallone, cerca la porta, non la trova, ma ormai
la partita ha detto tutto, tra poco l'Olympus festeggerà il successo e tornerà in vetta al girone B. Beh sì, questi sono 3 punti, come dicevamo prima, importanti soprattutto per il morale. Andare alla fine dell'anno nuovo, dell'anno vecchio con il vantaggio di un punto è veramente importante, più che del primato in classifica a livello personale. Arriva in questo istante la sirena, l'Olympus spugna il Pala Tarquini, battuto per 7-5 il Ciampino. Olympus che chiude il 2020 al primo posto del girone B. Sì, diciamo che per quello che abbiamo visto io mi sento di ringraziare entrambi gli allenatori e entrambe le rose, perché ci hanno dato una gioia, 1 ora e 45 minuti di futsal puro, di giocate, di intensità, di cattiveria agonistica, e mi sento di ringraziarle veramente di cuore. Tra pochissimo le interviste ai protagonisti del match. Risultato giusto, Daniele? Sì, per quello che si è visto in campo, sì. Diamo qualche istante al nostro Alessandro Pau per fermare i protagonisti del match. Alessandro è quasi pronto al centro del campo, il saluto tra giocatori e allenatori. Tra poco daremo la linea al nostro bordocampista. Vediamo il nostro Alessandro Pau al centro del campo. Con lui c'è Federico Bontempi, direttore generale del Ciampino Anni Nuovi. Tra poco lo sentiremo. Siamo con Federico Bontempi, direttore generale del Ciampino Anni Nuovi. Innanzitutto buonasera Federico. Ecco, ti chiedo se sei soddisfatto di questa partita. Il risultato ovviamente è negativo, ma abbiamo visto un Ciampino combattivo che non ha mollato fino all'ultimo secondo. Assolutamente, tengo io. Ritenermi soddisfatto, stiamo commentando una sconfitta, quindi mi dispiace di questa sconfitta, come è maturata, così come è maturata, però non facciamo drammi, insomma faccio i complimenti ai nostri avversari che ci hanno battuto sul campo, però mi sento in dovere di fare anche i complimenti alla mia di squadra, che comunque ha fatto una buonissima prestazione, e qualche leggerezza magari nel finale del primo tempo, che magari avremmo potuto gestire un pochino meglio quella parte lì della partita. Poi abbiamo fatto una buona interpretazione della ripresa, anche con il gioco del portiere di movimento, però ahimè loro insomma sono stati bravi a non farci rientrare pienamente in gara, e quindi ci prendiamo questa prima sconfitta. Grazie mille Federico. Grazie a voi, arrivederci. Siamo con Daniele Dorto, tecnico dell'Olympus. Daniele, ti chiedo se sei soddisfatto di questa partita e soprattutto anche dalla prestazione. Il Ciampino a un certo punto sembrava che la poteva riprendere. Ma io credo sempre che riusciamo a portarla a casa, perché con contropiede, specialmente di Dimas, che io ho messo come primo uomo in difesa, ero sicuro che ormai eravamo forti. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, anche senza abbiamo giocato 4 contro 3, non abbiamo preso gol, poi togli Giorginio, per noi è fondamentale,
Comunque devo dire bravissima ragazzi, perché sono stati veramente bravi e sono fiero di loro. Grazie mille Daniele, buona serata. Grazie a voi, arrivederci. La linea torna ora al nostro Antonio Iozzo. Rieccoci con Daniele Mennini per gli ultimi commenti di questo match. Abbiamo detto vittoria meritata dell'Olympus, da segnalare il carattere però del Ciampino, che ha riaperto una partita che sul 6-2 sembrava chiusa. Sì, lì deve ripartire da lì. Mister Reali deve ripartire da quella reazione, ma anche sul 2-0 è andato 2-2, ci ha sempre creduto, è sempre stata in partita, sul -4 non ha mai smesso di crederci e il Ciampino c'è. L'Olympus, se vuole vincere questo campionato, deve fare pochi passi falsi, perché io sono sicuro che il Ciampino arriveremo a marzo, febbraio-marzo, che sarà sempre lì, pronto ad approfittare di qualsiasi eventuale passo falso dei Blues. Ci siamo divertiti, 12 gol al Pala Tarquini, li stiamo rivedendo Daniele, tante giocate di qualità, dei fenomeni in campo. Mamma mia ragazzi, abbiamo visto parate pazzesche, abbiamo visto degli 1 contro 1 veramente ad alta quota, abbiamo visto tiri da fuori, abbiamo visto pallonetti, abbiamo visto pali, abbiamo visto tutto quello che questo meraviglioso sport denominato futsal ci può offrire, tutto abbiamo visto. Aggiungiamo anche 2 espulsioni, i tiri liberi, il portiere di movimento, tutto quello che il futsal rappresenta lo abbiamo visto in questa partita. Assolutamente, guarda, il mondo magico di questo 20-40 ti regala emozioni, ti regala sorrisi, ti regala lacrime, sia di gioia che di tristezza, ma solo questo sport ti può dare queste emozioni. Abbiamo visto la freddezza di Lollo Suazzo in occasione del tiro libero. Qui Federico Di Eugenio, importantissima, l'hai sottolineata durante la telecronaca, la giocata di Dimas. Assolutamente, Dimas ragazzi è un giocatore totale, anche qui Achilli su Dimas per De Eugenio, veramente dei gol dei bellissimi. Qui è quello che ti dicevo prima, vedi il laterale opposto arriva tardi. Però veramente tanto di cappello a queste 2 squadre, tanto di cappello a questi 2 presidenti che hanno messo veramente in campo e ci hanno fatto godere questo spettacolo meraviglioso. Riapprezziamo anche il gol di Pina con il destro, Lion che non ha visto partire la conclusione. Diciamo qualcosa anche sui 2 portieri. Lion non ha bisogno di presentazioni, ma oggi bene, molto bene anche Tomaino. Sì, mi ha sorpreso, sono sincero, Tomaino perché ha veramente parato tutto quello che doveva parare e ha dato sempre sicurezza anche nelle uscite, anche alte, quando è andato a contrastare un paio di volte un signore denominato Giorginio. Quindi insomma anche un po' di non paura, di freddezza. Veramente tanto di cappello a questo ragazzo di 26 anni perché si merita questo palcoscenico. È arrivato il momento dei saluti, grazie a Daniele Mennini per avermi accompagnato nel corso di questa telecronaca. Grazie a te Antonio e grazie a tutti. Grazie a Vincenzo Davino, sempre perfetto in regia, e grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata e soprattutto buon anno dal vostro Antonio Iozzo. Il Covid ti ha tolto la possibilità di sentirti libero, ti ha creato ansie e paure che non avevi mai avuto. Ora basta, non farti togliere anche l'autonomia lavorativa. Noi cerchiamo personale, cerchiamo te. Possiamo avere insieme la possibilità di uscire da tutto questo e tornare a fare ciò che più ci piace. E possiamo farlo aiutando chi sta peggio di noi. Ti aspettiamo. Per informazioni e contatti www.raves.com o consulta la nostra pagina Facebook Raves SRL. La SEM, Mastri Costruttori dal 1996, propone in vendita in via Casale di Ferrante a Roma, a 300 metri dal GRA e 500 metri dalla metro Anagnina, una nuova costruzione dal design moderno ed elegante, con finiture di pregio e spazi a misura d'uomo, dotata di certificazione energetica doppia classe A e certificazione antisismica. Per informazioni chiama il 351 95 30 620 o visita il sito edilsem.com.